Nel pomeriggio a Bassano i funerali di Luca Russo, il 25enne ucciso dai terroristi, città in lutto, negozi chiusi, non dobbiamo aver paura, il male non sarà mai l'ultima parola, dice il vescovo di Vicenza. Alla cerimonia il viceministro dell'interno e il governatore Zaia, presente anche Marta, la fidanzata scampata alla strage, arrivata in chiesa in carrozzina, lo straziante messaggio di addio al ragazzo. Blocchi di cemento antisfondamento, misure di sicurezza straordinarie da Venezia a Vicenza, feste ed eventi sempre più blindati dopo Barcellona. Tragedia in montagna, 68enne medico di Castelfranco muore dopo essere caduto mentre cercava funghi a San Candido in provincia di Bolzano. Caso profughi a Onè di Fonte, folla ieri sera all'assemblea pubblica, i municipi e i cittadini chiedono risposte e organizzano proteste contro la decisione della prefettura. Un poliziotto tedesco in pensione in vacanza in un camping veneziano avrebbe riconosciuto tra gli ospiti un malvivente ricercato da 20 anni in Germania con l'accusa di banda armata. Rifiuta le dimissioni Don Andrea Contini, il parroco padovano sospeso dal vescovo dopo essere stato indagato per sfruttamento della prostituzione. Il sacerdote vuole affrontare senza paura il processo canonico. Ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3, dunque in primo piano la giornata di lutto a Bassano del Grappa per i funerali di Luca Russo, il 25enne ucciso dai terroristi a Barcellona. La città si è fermata, negozi chiusi, alla cerimonia funebre anche Marta, la fidanzata di Luca scampata alla strage, e dall'altare il vescovo di Vicenza ha lanciato il monito contro l'odio ed il male. Sentiamo. C'è la paura che paralizza e c'è la paura di ricominciare, ma l'amore trasforma queste paure, trasforma la rabbia e il risentimento, e c'è una comunità intera fatta di forze civili, religiose, sociali e culturali, tutte all'interno di questo tempio, che servono a far crescere persone come Luca, ed è tutto quel che i giovani terroristi di Barcellona per l'abate Andrea non hanno avuto. 25 agosto, l'addio a Luca alla chiesa di San Francesco, ultimo atto. Luca secondo me è il piccolo principe di tutti, e anche se per me era un grande principe. Marta Scomazzona, nella sua prima uscita pubblica, ma sempre lontana dai riflettori, legge un brano tratto dal Piccolo Principe. A farle da scena per quest'ultimo atto i fiori candidi dello Stato e delle istituzioni, il suo bouquet rosso scarlatto, il giallo acceso dei girasoli di Chiara Russo, vestita di bianco. Nelle prime file le due famiglie, Russo e Scomazzona, dall'altra parte tutte le istituzioni, ma la Chiesa raccoglie davvero le tante facce di un'intera comunità, presenza salda contro le paure, grembo che genera nuova vita. Non abbiate paura. Non dobbiamo abbandonarci alla paura e tantomeno rassegnarci, o peggio ancora assuefarci a questi vili atti di terrorismo. Il vescovo Beniamino Pizzioli invita ad andare ancora lontano e a non farsi fermare dalla paura, quella di Luca e Marta è la generazione di chi viaggia per conoscersi e conoscere. Luca e Marta sono in qualche modo l'emblema di una generazione di giovani per i quali viaggiare, incontrare persone diverse, scoprire culture e modi di vivere differenti è un fattore identitario e decisivo. Alla cerimonia presenti anche il vice ministro dell'interno e il governatore Luca Zaia. Sentiamo le loro parole. Abbiamo dei vigliacchi che ammazzano delle persone innocenti, due figli del Veneto hanno perso la vita, prima Valeria Solesin, oggi Luca Russo, e ancora una volta una contabilità negativa. Come diceva Hemingway, la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Anche in questo contesto siamo davanti a una guerra non convenzionale, non è la guerra che conoscevamo delle truppe, dei soldati, ma una guerra di questi vigliacchi che ammazzano i nostri ragazzi. Mi aspetto le moschee tutte aperte per condannare questi fatti, non bastano alcune dichiarazioni di qualche delegato a farlo. È una vita spezzata, è una speranza, una giovane speranza che viene spezzata dalla irrazionalità, dalla ferocia degli attacchi terroristici, e questa è una minaccia grave, una perdita insopportabile. Ma questo ragazzo deve diventare anche l'emblema di un impegno civile
perché i fattori di sicurezza possano accompagnare la vita di ciascuno, tanto da metterlo nella possibilità di realizzare i propri sogni, i propri desideri, di mettersi alla prova. Parliamo di terrorismo. Durante uno dei controlli antiterrorismo a Verona sono stati arrestati 2 nordafricani trovati in possesso di documenti falsi. 2 uomini sono stati fermati dal personale della Digos, della questura scaligera, mentre si stavano imbarcando su un autobus diretto a Berlino. La forte agitazione dei 2 immigrati ha spinto gli agenti a verifiche più approfondite, così entrambi sono stati accompagnati in questura. Uno è stato trovato con svariati frammenti di una carta d'identità priva di fotografia ed intestata ad un cittadino italiano di origine marocchina residente a Milano. È risultato evidente che il giovane aveva appena cercato di disfarsi del documento. Gli accertamenti hanno permesso di risalire alle generalità fornite dai 2 nel corso dei precedenti controlli, ed è risultato che erano in possesso di carte di identità false. Pertanto è scattato l'arresto e dopo la convalida del giudice ha disposto per uno dei 2 indagati la misura della custodia cautelare in carcere, per l'altro l'obbligo di dimora e firma nel comune di Milano. Intanto l'allerta terrorismo fa scattare le misure straordinarie per la sicurezza. Mostra del cinema e regata storica a Venezia, scatta il piano sicurezza a partire già da domani. 2 importanti eventi a Venezia e scattano le misure di sicurezza. La prossima settimana si inaugura la 74esima mostra d'arte cinematografica, mentre nel weekend si svolgerà la regata storica. I controlli saranno massimi. Abbiamo un impegno molto importante da parte di tutte le forze dell'ordine e anche sotto l'auge della prefettura, e anche il nostro sindaco, ricordo, ha richiamato in più occasioni l'importanza e la determinazione con la quale vogliamo essere presenti sul nostro territorio per garantire appunto la effettiva sicurezza. Visti gli ultimi recenti atti terroristici che si sono sviluppati non solo nel nostro territorio ma soprattutto quelli esteri, si vuole garantire la massima sicurezza anche nel nostro territorio. Da sabato notte inizieranno i lavori per mettere in atto nuove misure di sicurezza in Buto su Piazzale Roma. Saranno posizionati dei blocchi e a turni 10 agenti della municipale gestiranno il traffico. Inevitabile, ha detto il questore, visto il periodo di afflusso turistico, i disagi che si creeranno, ma la sicurezza è prioritaria. Ci sarà uno spiegamento più importante di agenti provenienti anche da sezioni diverse, che verranno interamente dedicate all'intero comparto che si dovrà occupare di fornire tutti gli strumenti utili proprio per essere al massimo efficaci in materia di sicurezza. Da Venezia a Vicenza, a Campomarzo si chiude con blocchi di cemento per la Fiera dei Otto. Per la Fiera del Soco un tratto della regionale 11 sarà pedonalizzata e anche le notti bianche ora si tingono un po' di nero. Eccoli i pesanti blocchi di cemento in New Jersey, a cui è affidato il compito di tutela dopo gli ultimi attentati terroristici e le minacce al nostro paese della festa dei Otto a Vicenza. Anche Vicenza qualche volta è allettante, con la scusa degli americani, e anche perché insomma noi abbiamo, adesso che gli Otto sarà veramente un problema. Sale il livello di sicurezza, quella passiva per il momento, a tutela della festa dei cittadini. Compaiono i blocchi, 14 per 4.000 kg di cemento, quelli posizionati a difesa del marciapiede da Piazzale De Gasperi all'Esedra. Altri 2 grandi blocchi in cemento sono stati messi all'altezza dell'Esedra di Viale Retenio, mentre dei New Jersey gialli e neri sono stati messi nelle laterali di Viale Dalmazia, e ancora gli operai stanno lavorando per collocare un'altra 60 di manufatti più piccoli in cemento. Sono barriere obbligate, eccezionali. Quando c'è da garantire la sicurezza bisogna garantire la sicurezza subito. È la prima risposta, quella immediata, che la città ha dato alla richiesta del prefetto e questore su istanza del Viminale di mettere in sicurezza tutti quegli eventi che richiamano gente, folla, ma già il primo cittadino guarda oltre ad una sicurezza duratura e meno invasiva all'occhio e sposa una nostra proposta di barriere mobili stile Pilomat.
Sì, questa è una delle idee su cui stiamo lavorando, altre sono fioriere pesanti che vanno arricchite poi di verde e di fiori, insomma ci stiamo lavorando, quella vostra idea è un'idea intelligente. Chiudere, blindare, sorvegliare vale anche per la vicina festa della Fiera del Socco a Torre di Quartesolo, dove viene coinvolto l'intero paese con le bancarelle in strada, e qui si è deciso addirittura di pedonalizzare una parte della strada regionale 11, oltre alle barriere in cemento, le restrizioni all'uso delle bottiglie di vetro, restrizioni, controlli e transenne anche per le notti bianche che vanno a chiudere questa calda estate, notti bianche che si fanno più nere per una strisciante paura che ormai rischia di farci triste compagnia. Tragedia in montagna, 68enne medico di Castelfranco muore dopo essere caduto mentre cercava funghi a San Candido in provincia di Bolzano. Era molto noto anche nel veneziano, aveva l'ambulatorio a Milano e per anni era stato chirurgo nell'ospedale della stessa città. La passione per la montagna era fortissima per il dottor Enzo Bortolozzi, come testimoniano le foto che aveva postato a inizio agosto sul suo profilo Facebook. Lunghe camminate magari per andare a cercare funghi, come ieri, quando la tragedia si è consumata. 68 anni, medico di Castelfranco, ma molto noto anche nel veneziano, con l'ambulatorio a Milano, Bortolozzi era uscito di casa dicendo che sarebbe andato a cercare funghi, ma non aveva fatto ritorno nel suo appartamento per le vacanze a San Candido, in provincia di Bolzano. Subito i familiari hanno dato l'allarme e le ricerche erano proseguite fino al tramonto, ma senza esito alcuno. Stamane il drammatico epilogo. Gli uomini del soccorso alpino hanno trovato il corpo dell'uomo ai margini del bosco nella zona di Sesto Pusteria, poco distante un sentiero a quota 1600 metri. I soccorritori ipotizzano che l'uomo si sia allontanato dal tracciato nella ricerca dei funghi e che sia caduto per una quindicina di metri, procurandosi così le lesioni mortali. Una ricostruzione sulla quale indagano ora i carabinieri. La notizia intanto è rimbalzata in poco tempo a Castelfranco e di qui a Milano, dove aveva aperto un ambulatorio dopo aver lavorato per anni nel reparto chirurgico degli ospedali di Noale e Milano, con particolare riferimento all'endoscopia digestiva e alla proctologia. Un professionista molto amato. Lo testimonia questo video, una festa organizzata nel 2013 dalla unità operativa del reparto di chirurgia di Milano, nella quale il medico si occupò in parte delle riprese e durante la quale fu tra i protagonisti della serata. Oggi il cordoglio ha riunito tutti, dai familiari agli amici, dai colleghi fino ai vertici dell'azienda sanitaria, senza dimenticare i tanti pazienti che lo ricordano come un medico preparato ed efficiente, sempre con il sorriso in volto. Parliamo di maltempo, nubi minacciose in montagna, pur rimanendo il tempo stabile in gran parte del Veneto, alcuni temporali anche di forte intensità potranno interessare l'area della montagna, in particolare le Dolomiti, a cominciare dal pomeriggio sera di oggi, e per questo il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione ha diramato poco fa lo stato di attenzione per criticità idrogeologica per il solo bacino idrografico Alto Piave, quindi nel Bellunese, fino alle 8 di domenica 27. In questo periodo il verificarsi di temporali o rovesci localmente anche intensi potrebbero creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Il bollettino segnala anche la possibilità di inneschi di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide. Ci spostiamo nel Trevigiano, caso profughi a Onè di Fonte, folla ieri sera all'assemblea pubblica in municipio. I cittadini chiedono risposte e lanciano proposte per protestare contro la decisione della prefettura. Sentiamo. Si fa tutte le sere, si scrive turno, 10 persone tutte le sere, all'infinito per dire no, è inutile, non ne fanno. Se qualcuno mi porta una lista di persone che vuole fare delle donazioni lì davanti, io in qualche modo una mano la do, io credo che dobbiamo essere tanti anche politici. Alla fine dal pubblico c'è chi propone di fare picchetti davanti all'ex convento o di rimettersi in strada a manifestare. La rabbia e le inquietudini ci sono in un municipio colmo di cittadini, oltre 300 ieri sera a Fonte, gente in sala consigliare e gente rimasta fuori. L'arrivo dei migranti scatena più di una sensazione: smarrimento. Siamo qua per capire cosa sta succedendo. Oppure amarezza. Le regole innanzitutto, siamo uno Stato di diritto e le regole innanzitutto. Qualcuno realmente il governo che ha favorito questo governo, vogliamo stati che sia una dell'errore immane che ha fatto.
Accanto al primo cittadino Massimo Tondi, per solidarietà, colleghi i sindaci della zona, da Montebelluna a Volpago del Montello. A parlare anche Stefano Marcon, prima come sindaco di Castelfranco che come presidente della provincia. Una gestione disastrosa, una politica dell'immigrazione disastrosa di questi ultimi 4 anni, 5 anni, quasi 5. Se tutta la gente che lo so, ma se ce n'è, se non ce n'è, significa privato coloro che hanno eletto un sindaco democraticamente con un programma elettorale che non prevede un tipo di supporto, privati con una prevaricazione che arriva dall'alto. Tondi ribadisce: vogliamo risposte certe, vogliamo numeri, resteranno in 22 i migranti, difficile crederlo. E quanti arriveranno? Il timore è che UNAI diventi appetibile come l'ex Zanusso a Oderzo o la Serena a Casier. E allora perché non riorganizzare una fiaccolata, stavolta sotto la prefettura Treviso, o magari davanti alla sede della cooperativa che gestirà l'ex convento? Uno degli attori principali è questa cooperativa che mi ha detto tranquillamente che loro vanno avanti per la loro strada e non sono sensibili alla nostra situazione. Ex terrorista tedesco della RAF in vacanza in un camping di Bibbione, riconosciuto da un poliziotto che gli ha dato la caccia per tutta la vita. Scatta l'allerta, ma l'uomo probabilmente assieme ai suoi storici complici riesce a dileguarsi. L'allerta al camping Capalonga di Bibbione è scattata un paio di mesi fa, ma la notizia è trapelata solo in questi giorni. Lo scrive nell'edizione di venerdì il Gazzettino, che riferisce della caccia a uno fra i più noti latitanti tedeschi, Ernst Volker Wilhelm Staub, esponente di spicco della RAF, l'organizzazione terroristica tedesca denominata anche Baader-Meinhof. Il suo volto sarebbe stato riconosciuto tra gli ospiti del camping da un poliziotto tedesco oggi in pensione che gli ha dato la caccia per anni e che l'avrebbe notato in compagnia di altre 2 persone, presumibilmente altri 2 componenti della banda Baader-Meinhof, delle quali da tempo si sono perse le tracce. La presenza del latitante ha mobilitato carabinieri e Digos, ma non ci sarebbero prove certe. Dopo l'abbandono della lotta politica armata, i 3 si sarebbero dedicati alle rapine nei supermercati e all'assalto ai portavalori, forse per autofinanziare la loro clandestinità, tanto che il loro DNA è stato repertato in occasione di 2 falliti raid contro altrettanti furgoni blindati nel giugno del 2015 vicino a Brema e nel dicembre dello stesso anno a Wolfsburg. L'ultimo assalto risale al maggio del 2016 ai danni di un supermercato di Hildesheim. Sul capo di Ernst Volker un mandato di cattura europeo per partecipazione a banda armata con finalità di terrorismo. Ed ora il caso dell'arresto a Thiene nel Vicentino di una narcotrafficante che si nascondeva lavorando come badante. Vediamo. Una mite insospettabile badante al lavoro silenziosamente in una villetta di Thiene, nient'altro che una copertura per Carmela Riemma, originaria di Acerra, che in realtà era arrivata nel Vicentino per sfuggire a una pena esemplare, una condanna a 21 anni e mezzo di reclusione perché considerata al vertice di un vasto traffico di stupefacenti. Su di lei pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli nel 2015, 2 anni di latitanza che si sono conclusi venerdì scorso quando la donna, già conosciuta come giocatrice dell'Avellino Calcio, è stata individuata dai militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Napoli e arrestata dagli specialisti del GICO. A Thiene la donna conviveva con altre 4 persone risultate non solo estranee ma totalmente all'oscuro dei trascorsi della loro coinquilina, una narcotrafficante a tutti gli effetti, alla mercé di camorra e malavita romana, ritenuta una figura di spicco di un sodalizio criminale che importava grossi quantitativi di cocaina dal Sud America per spacciarla poi tra Napoli, Roma, Firenze e Torino fino alla Riviera Adriatica. Proprio in Ecuador era stato fermato il fratello dell'arrestata. Ora Carmela Riemma si trova rinchiusa in cella, la attendono oltre 20 anni di reclusione. Non c'è pace per il referendum sull'autonomia del Veneto. A poco meno di 60 giorni dallo svolgimento della consultazione, il Ministero dell'Interno pare non abbia alcuna intenzione di consentire l'uso della tessera elettorale ed è bufera. Prima comunicava poco o per nulla, ora lo fa e scatena una bufera politica. Il Ministero dell'Interno avrebbe deciso di non consentire l'uso della tessera elettorale che ogni avente diritto al voto deve esibire al seggio assieme al documento di riconoscimento. Il motivo del presunto diniego è un mistero, ma tanto è bastato per fare gridare allo scandalo per l'ennesimo tentativo del governo centrale di boicottare il referendum sull'autonomia del Veneto.
Se confermato si tratta di un problema organizzativo non da poco, perché servirà comunque una certificazione dell'avvenuto voto e dai palazzi della Regione si sta lavorando per escogitare assieme alle prefetture una soluzione tampone. Tutto questo oramai a meno di 60 giorni dal voto, che ricordiamo essere fissato per il prossimo 22 ottobre. Fra i militanti del Carroccio i toni si sono alzati. Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti parla di guastatori in azione, mentre una parte dell'opposizione se la sta ghignando sotto ai baffi. Roma ha paura del risultato veneto e lombardo, taglia corto Ciambetti, e comunque non si spiega come mai il referendum validato dalla Corte Costituzionale non possa avere la medesima dignità delle altre consultazioni elettorali. Il medesimo inghippo riguarda anche il referendum in Lombardia, che però è già corsa ai ripari. Per la prima volta in Italia, nella regione guidata da Roberto Maroni, il voto del referendum sarà digitale. Maroni al meeting di Rimini ha annunciato che i computer usati per il referendum resteranno successivamente alle scuole, che se ne serviranno per la didattica. Ospedale di Padova, nuovo affondo di Massimo Bitonci, nel mirino il sindaco Giordani. Il futuro della fiera, la ristrutturazione dello stadio dell'Atletica Larcella, l'ospedale, nuovo attacco frontale dell'opposizione alla Giunta Giordani, che accusa di immobilismo l'amministrazione, di aver lasciato trascorrere 2 mesi senza iniziative concrete. Non ci sarà fretta, ma il tempo trascorre inesorabile, soprattutto sull'ospedale e sull'idea di ristrutturare quello esistente, la cosiddetta opzione nuovo su vecchio, ripresa in questi giorni da sindaco e vice sindaco. Qui i toni si alzano. È un gravissimo errore, si sta assumendo una responsabilità pazzesca nei confronti della città, nei confronti del rettore, nei confronti della scuola di medicina, nei confronti del governatore, dello IOV e dell'azienda. Il sindaco Giordani e il vice sindaco Lorenzoni ripetono spesso che la soluzione nuovo su vecchio porterebbe anche ad un notevole risparmio di denaro, un ambito, quello dei costi, che però non è di competenza del comune. Se Giordani trova un terreno che costa meno di quello a Padova Est, pur mantenendo 500.000 metri quadrati, lo proponga pure, attacca l'opposizione, ma non si dimentichi che la sua competenza è solo individuare il terreno. Per quanto riguarda i costi, c'è la Regione Veneto e c'è l'azienda. Penso personcine un po' più competenti del signor Giordani per parlare di costi e di sanità, quindi sentire uno come Giordani che parla di costi, che parla di questioni tecniche, quando c'è in mezzo la Regione, l'ULSS, i direttori generali e persone che magari fanno sanità da sempre, mi sa proprio da questione puramente da osteria. Bitonci rispolvera le carte presentate in una conferenza stampa dell'azienda ospedaliera e mostra una frase eloquente contenuta nelle diapositive. Tecnici e amministratori si erano già espressi: se una risposta non arriva in fretta, il nuovo ospedale rischia di non vedere mai più la luce. Ci spostiamo nel Vicentino. Le mamme dei bambini con i valori alti di PFAS si chiedono se i donatori di sangue possono trasmettere questi inquinanti. Noi 2 giorni fa ci eravamo impegnati a sollecitare una risposta ed oggi siamo andati proprio dai diretti interessati, i donatori di sangue. PFAS, un allarme sanitario con poche luci e troppe ombre. È la prima volta che ci troviamo a dover affrontare un'emergenza come questa. Nella zona rossa, quella dove la falda è più contaminata, sono almeno 10.000 i vicentini che presentano PFOA e PFOS superiori agli 8 nanogrammi per millilitro di sangue, e tanti sono bambini. Le mamme sono spaventate, su Facebook si chiedono se i donatori di sangue possano trasferire a loro insaputa anche PFAS, non essendo stati sottoposti ad alcuno screening specifico. Domanda legittima a cui anche noi, come promesso, abbiamo provato a dare una risposta. La nostra ricerca ci ha portato nella sede di Fidas, che con 30.800 donazioni all'anno rappresenta la più grande associazione del Vicentino. Una grande responsabilità anche verso gli ammalati. I donatori, ne abbiamo un migliaio nella zona rossa, nel Vicentino, durante la donazione possono fare un prelievo in più, una provetta in più per fare l'analisi del FAS. Noi abbiamo mandato questa lettera di disponibilità, al momento non abbiamo avuto ancora alcuna risposta. Non avete avuto una risposta dall'11 maggio del 2016? Al momento no. Al momento no, eppure questa lettera è stata spedita da Fidas più di un anno fa e ha raggiunto tutte le più alte istituzioni regionali. Per fortuna recentemente il primario del reparto di medicina
macchina trasfusionale dell'ospedale San Bortolo di Vicenza ha fatto sapere che i donatori che vivono nei 21 comuni della zona rossa possono continuare a donare senza problemi, perché i PFAS non si legherebbero né ai globuli rossi né alle piastrine, ma solo al plasma, che si trasfonde pochissimo e comunque viene molto diluito. Inoltre nel centro trasfusionale di Vicenza viene utilizzato solo il plasma inattivato con solvente e detergente di produzione industriale, ma su questo i donatori alzano le mani, non è il loro campo. Poi un campo medico in cui la sanità del Veneto informata si sta muovendo e spero dia anche dei risultati a breve, per noi, per le mamme e per tutta la popolazione. Don Contini, il prete padovano al centro di uno scandalo sessuale, non molla la tonaca, pronto a difendersi anche in Vaticano. Sentiamo. Rifiuta le dimissioni don Andrea Contin, il parroco padovano di San Lazzaro, sospeso a divinis dal vescovo dopo essere stato indagato dalla magistratura per violenza privata e sfruttamento della prostituzione. Il prete Otto, come era stato ribattezzato all'indomani dello scandalo, non vuole mollare la tonaca e vuole continuare a fare il sacerdote. Le accuse nei suoi confronti non sono corrispondenti al vero, anzi sarebbero state gonfiate e montate ad arte per tendergli una trappola. Questo sostiene don Contin. A chi gli è vicino fa sapere di voler affrontare senza paura il processo canonico, fino ad arrivare al Supremo Tribunale della Signatura Apostolica, una specie di Cassazione della Chiesa romana. A far scoppiare la vicenda erano state a fine dicembre del 2016 le dichiarazioni rese ai carabinieri da una donna di 49 anni. Aveva denunciato il sacerdote perché l'avrebbe costretta a vari rapporti sessuali anche con uomini e donne ingaggiati su internet. Nella denuncia ai militari la signora aveva fatto il nome anche di altri preti della diocesi e nello scandalo era finito anche don Roberto Cavazzana, parroco di Carbonara di Rovolon. Oggi don Contin vive solo in una località segreta. Intanto in sede penale a fine giugno il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha chiesto un prolungamento dell'indagine di altri 6 mesi. Il Bar da Mario, istituzione dell'Università Padovana, dovrebbe essere salvo, ha trovato un accordo per la gestione dei prossimi 3 anni. Dettagli nel servizio. Il Bar da Mario, storico ritrovo della goliardia padovana, all'interno del Palazzo del Bo, dovrebbe essere salvo. I vertici dell'Ateneo, dopo la mobilitazione che ha visto coinvolti studenti e professori, hanno rivisto giovedì il bando che dovrebbe garantire la continuità al locale. È stata movimentata per lo storico barista. L'8 agosto era stato presentato un bando per una nuova assegnazione della gestione del bar al piano terra del Bo. Da quel giorno era scattata la protesta trasversale di docenti e studenti. Il nuovo decreto dovrebbe permettere a Mario di mantenere inalterato il bar e la sua gestione per almeno 3 anni. Dimezzato il canone di locazione mensile, da 1.000 euro passa a 500, restando in linea con quanto ha pagato sinora lo storico gestore. Su Facebook la notizia è stata accolta subito con una grande gioia dal gruppo Salviamo il Bar da Mario. Abbiamo ottenuto, grazie alla fondamentale collaborazione dell'università e di tutte le persone che si sono spese in questi giorni, un grande risultato, il riconoscimento del valore storico del posto. Ed ora una notizia giunta poco fa in redazione: 2 uomini sono rimasti feriti ribaltandosi con un'autocisterna che trasportava carburante ed è esplosa, incendiandosi, come vediamo nella foto tratta dal sito dell'Arena di Verona. È successo a San Bonifacio, lungo la strada provinciale Porcilana. L'incidente avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi, infatti si è verificato a poca distanza da un distributore di benzina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Verona che hanno domato le fiamme, mentre i sanitari del 118 hanno trasportato all'ospedale di San Bonifacio 2 feriti. I carabinieri si sono occupati di regolare la viabilità. Un'alta e densa colonna di fumo si è alzata sul luogo dell'incidente ed è stata avvistata a chilometri di distanza. E questa era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Io vi lascio alle consuete previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi, 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia.
Arriva l'anticiclone africano Polifemo che porterà bel tempo sul nostro paese, ma soprattutto tanto caldo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo soleggiato ovunque, salvo poche nubi sparse sui settori montuosi, ma saranno del tutto innocue. Diamo uno sguardo alle temperature che risultano essere in ulteriore aumento, con massime previste in media tra i 30 e i 36 gradi, minime attese tra 18 e 21 gradi circa. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Tanto sole e bel tempo ovunque anche qui, salvo qualche nube alta, ma sarà del tutto innocua. Temperature che risultano essere in aumento, con massime previste tra i 29 e i 33 gradi, valori minimi previsti tra 19 e 20 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Anche qui tanto sole e bel tempo su gran parte della nostra regione, salvo locali addensamenti e qualche breve rovescio sulle Alpi di confine. Clima caldo con temperature massime che risultano essere in ulteriore aumento, attese tra i 33 e i 37 gradi, minime tra 16 e 18 gradi circa. Il mare sarà generalmente quasi calmo, i venti deboli e sudorientali. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.